Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Sonepar Padova-Rana Verona, in programma domenica alle 20:30 alla QN Arena per la penultima giornata del girone d'andata di questa regular season di Superlega. E grazie coach per essere qui oggi, come sempre ti chiedo un'introduzione sulla partita che ci aspetta. Grazie. Buongiorno, grazie a voi. Innanzitutto, prima di parlare della squadra di Padova, vorrei parlare un po' della società di Padova, che è una società che ha i massimi miei rispetti perché da anni ha saputo sempre organizzare una squadra con tanti giovani e far crescere tanti giovani, con un settore giovanile molto importante, con le strutture molto buone per il lavoro e con uno staff competente. Quindi loro ogni anno fanno sì che hanno una squadra, magari con un budget non elevato come tante altre società, però una squadra buona. E anche quest'anno loro hanno saputo mettere in difficoltà sia Perugia che Piacenza a casa loro, ma giocando bene. È una squadra con buoni percentuali in cambio palla, veramente buoni, che è praticamente il loro gioco. Falaschi, palleggiatore esperto, che riesce a gestire tutti, a distribuire bene e così hanno percentuali buone in cambio palla. La nostra partita, che è una partita importante come tutte le altre, però sto parlando sempre dal punto di vista dei punti classifica, dobbiamo riuscire a trattenerli molto bene a muro e difesa sulla prima azione loro, altrimenti la partita sarà complicata per noi. Quindi dobbiamo giocare bene in battuta, a muro, difesa, contrattacco per tenerli, diciamo, sotto controllo. Ho visto anche la partita con Trento ieri, sono andato a vederla. Nei momenti nei quali Trento solo un po' mollava, Padova subito si faceva sentire e ha perso anche un'opportunità di vincere un altro set a Trento. Quindi mi aspetto una partita vera, molto complicata e di buon livello. Buongiorno coach, allora proprio parlando della difficoltà di questa partita ci arrivate che con quale insegnamento che arriva dalla partita che avete perso a Monza e che ha avuto una grande risposta con Piacenza? Ma tutte le partite insegnano qualcosa per le persone che hanno voglia di migliorare e hanno intelligenza di analizzare. Noi da solito dopo partita, a prescindere sia una sconfitta o una vittoria, analizziamo non solo i numeri, ma anche momenti della partita, quello che era previsto, quello che è successo realmente, la tattica della partita, il comportamento, il body language, tante cose, che praticamente anche la partita per quale lei sta parlando, alla fine, e così di solito succede alle partite di pallavolo, se guardi i punti, questa è finita 95-98, tante partite finiscono 100 a 102, 97 a 100. Il discorso è sempre di 3 punti, 4 punti, che influiscono tanto il risultato finale. E questi 3 punti sono dappertutto. Loro sono, come dico ai miei atleti, su un appoggio non fatto perfetto dove non facciamo punto, su una free ball, su una mancata comunicazione tra i due giocatori a muro, su una disattenzione sulle situazioni facili di palla alta o una invasione a rete, tante cose che alla fine nessuno non se li ricorda, ma alla fine questi ti fanno vincere o perdere la partita. E noi lavoriamo tanto sulle situazioni in allenamento. Adesso stiamo cercando di migliorare anche la nostra difesa, proprio come atteggiamento, come idea di gioco, come responsabilità personale su ogni pallone. Ovviamente questo è abbinato alla struttura di gioco in generale, perché con la difesa dimostri la tua volontà di non permettere all'avversario di vincere la partita. Tu sei lì sempre su ogni pallone, ma poi la vinci con tante altre cose, con l'attacco, con il muro, con la battuta. Però la difesa è un fondamentale, molto importante, che dimostra la volontà dei giocatori di vincere la partita. Su questo stiamo lavorando.
Padova apre l'ultimo sprint prima della chiusura dell'andata e quindi poi con il piazzamento da determinare per la Coppa Italia. E in questo tragitto che avete fatto, che vi ha portato fino a questa gara, aspettando naturalmente queste ultime 2 partite per fare un primo bilancio, però il viaggio di lavoro che state facendo è quello che aveva in mente o quanto c'è da migliorare ancora? No, non era assolutamente quello che avevo in mente, perché Mosic, che è un giocatore fondamentale, ha mancato per troppo lungo periodo, perché Keita lo stesso ha avuto una frattura per 4 settimane e senza questi due ha cambiato completamente tutto il nostro percorso come preparazione, come struttura di gioco, come tutto. Quindi assolutamente non è questo che immaginavo come inizio stagione. È stato molto più difficoltoso. Adesso tutti e due sono a posto dal punto di vista fisico e anche come lavoro, che da tanto tempo. Mosic della settimana in settimana va in su, come anche tanti altri, e quindi adesso inizio di vedere anche durante il lavoro quotidiano in palestra, inizio a vedere le cose che volevo vedere ancora prima, ma adesso sono possibili. Un'ultima domanda per me, ecco l'aspetto più complicato della gara con Padova. La pallavolo, questo è il problema sempre, vince chi gioca meglio. Non penso che Padova è un avversario da sottovalutare. Noi andiamo a fare una partita molto difficile, ma molto difficile, e in un campo che di solito loro giocano, ripeto, loro stavano, non solo che hanno messo in difficoltà Perugia, potevano vincere anche con Piacenza. Da loro si gioca molto difficile, quindi io non penso che è una cosa scontata questa partita, anzi, però se lei mi chiede dal punto di vista tecnico, tattico, dobbiamo essere molto bravi di metterli in difficoltà per il loro side out, altrimenti è difficile. Sì, buongiorno mister. Dicevi prima, hai visto la partita contro Trento, per 2 set Padova ha fatto veramente molto, molto bene, ecco, soprattutto da un paio di attaccanti particolarmente insidiosi, bisogna fermarli a muro, che ultimamente in alcuna occasione non è che siamo andati proprio benissimo, su questo fondamentale, la penultima partita mi sembrava. Scusi, a l'ultima muro. partita cosa non La ho capito? penultima mi sembrava, no? No, la penna ultima, gli altri sono andati molto meglio rispetto a noi, Sì. Noi abbiamo fatto bene, ma abbiamo sbagliato l'attacco, che è diverso, perché come muri eravamo giusti, ma come attacco eravamo messi male. Lì abbiamo perso la partita per un altro aspetto, non tanto per il nostro muro, ma per il nostro attacco. Invece l'ultima partita contro Piacenza abbiamo giocato molto bene a muro. Sì, esatto, è stata clara, sì. 10 muri e 24 difese con tanti tocchi, perché tocchi positivi a muro permettono alla difesa di lavorare dietro, e lì eravamo messi bene, ma il nostro fondamentale in generale non è il muro. Noi non siamo una squadra alta e forte, perché il muro, certo che è un fondamentale come tutti gli altri che tu devi lavorare, ma devi avere anche la gente per farlo, perché serve la gente molto alta, grossa, che mura bene. Miglioramenti grossi ha fatto, ma proprio veramente molto molto importanti, Keita, e non perché ha murato 5 volte, ma perché adesso capisce cosa è il muro e lui diventa veramente un muratore importante per il futuro. Ecco, ma della partita contro Trento, che cos'è che ti ha impressionato di Padova? Che cos'è che bisogna temere? Dicevamo prima i 2 attaccanti, Porro e l'altro. Lì hanno giocato Poro, Plak e Musulovic molto bene in attacco. Falaschi ha distribuito tra loro 3 e hanno giocato bene. Nel momento nel quale Trento calava un po' di attenzione o sottovalutava una situazione sulle rigiocate, Padova subito prendeva i spazi. Per questo dico che Padova è una squadra che sa tenere, gioca nel momento nel quale uno leggermente come Trento, che è superiore, la squadra di Trento è superiore rispetto a Padova in tutti gli aspetti, come giocatori, come centimetri, perché devi vedere le 2 squadre
è un po' strano, gli altri sembrano molto molto più grossi e molto più alti, e Padova lo stesso rischiava di vincere un altro set, gli è mancato un punto, una situazione fra l'altro, quindi non saprei esattamente dire cosa serve a giocare bene, altrimenti loro prendono i spazi. Ultime 2 partite molto importanti, punti pesantissimi per quanto riguarda la qualificazione per la Coppa Italia, ma anche e soprattutto per poter giocare in casa le prime gare, giusto? Sì e no, perché per me tutti i punti sono importanti, Sì, dall'inizio certo, però, fino alla fine, perché se noi prendessimo i punti però prima... ormai siamo lì su rush finale. Sì, insomma, è sempre così nello sempre sport, così. per tutte le squadre è così. Magari quelli più forti che sono primi in classifica possono respirare, però perché? Perché hanno fatto bene all'inizio. Noi siamo questa stagione nel campionato, secondo me sono 5-6 squadre che sono assolutamente allo stesso livello, che è Civitanova, Modena, Milano, noi, Monza, nonostante la classifica, non guardiamo i punti, Certo. ma come squadre noi siamo tutti lì, e mi manca qualcuno, non vorrei perdere qualcuno, ovviamente Trento, Perugia e Piacenza in teoria sono le squadre più forti, che è tutto da vedere fino alla fine stagione, però gli altri come possibilità, come squadre sono tutti lì. Allora cosa cambia? Cambia una partita contro Padova, contro Cisterna, contro Taranto, che Taranto ha fatto anche molto bene. Questo è il bello del campionato italiano. Non mi illudo che ogni settimana cambia la classifica. Non mi illudo che sarà così fino o cambia qualcosa prima della fine stagione. Da solito, se guardate le ultime 2 o 3 stagioni, all'ultima gara della regular season si decide tra terzo e sesto posto. Per questo io sono molto arrabbiato quando si perdono le opportunità, anche di un set, perché alla fine questo set, che è un punto, lo paghi alla fine. Ecco, ultima cosa, rispetto alla partita con Piacenza, che cos'è che bisogna confermare di quanto abbiamo fatto bene e cosa invece è possibile ancora migliorare nell'arco di una settimana, in pochi Dobbiamo giorni? confermare l'aggressività nel campo, nonostante che giochiamo fuori, perché questo agonismo è stato ad altissimo livello con Piacenza. Dobbiamo confermare il buon lavoro a muro, difesa e contrattacco. Dobbiamo battere ancora più forte. Certamente. Perfetto, grazie mille. Grazie mille coach. Io ricordo che in questa settimana per la prossima partita contro Taranto in casa del 6 dicembre ci sono delle tariffe speciali appunto per il Black Friday, quindi sul nostro sito veronavolley.it trovate tutte le informazioni, su Ticket One potrete acquistare i biglietti. Grazie ancora coach per essere intervenuto oggi e io auguro una buona giornata a tutti. Grazie.